Che è inutile che io stia lì a pesar peri. Io voglio dare servizi alla mia cittadinanza, io voglio rispondere ai bisogni delle famiglie. Io sono stato eletto per questo, ma se la situazione economica di questo nostro bel paese non me lo consente, a questo punto do le chiavi a chi di dovere e si arrangino. Dice di confidare nel nuovo governo e di avere alte aspettative il sindaco leghista di Pederoba Marco Turato, ma i problemi di famiglie e imprese vengono prima di tutto. L'urgenza è massima, lui stesso ha già preso una decisione. L'illuminazione natalizia quest'anno la taglio perché è un segno diciamo, non di protesta, ma di dimostrazione che le amministrazioni sono in difficoltà, è superfluo, lo tagliamo. Il fronte trasversale è pronto a seguire Turato anche il collega di Cessalto. Sicuramente mi aggiungerei alla sua protesta perché credo che scaricare poi sui comuni tutti i problemi è sempre uno sport facilissimo. Concetto che ribadisce Roncade. Quando tu ti rivolgi al comune, il comune deve cercare di darti una risposta. È un caso sociale, cerchi di. In questi casi noi abbiamo, come tutti i comuni, insomma, dei fondi di emergenza per cercare di tamponare. Però sono dei fondi che vanno alimentati e sono sempre quelle risorse che vanno trovate e assicurate nel bilancio. Per Zero Branco ogni misura governativa dovrà partire dall'impresa. Molto spesso si dimentica che quando le aziende vanno in difficoltà poi iniziano ad esserci le casse integrazioni o le persone che non lavorano e lì tu fai fatica ad arrivare dappertutto. E per il mondo dell'impresa la parola d'ordine resta semplificazione, come per l'autoproduzione di energia elettrica, troppi gli impianti fotovoltaici fermi per la burocrazia e che ora potrebbero fare la differenza. Abbiamo fatto il ponte Morandi, opera straordinaria, in 1 anno e mezzo. Perché? Perché siamo andati in deroga a tutta la burocrazia che in Italia oggi ci ammazza.